Viva l'Italia! Viva l'Italia! Viva l'Italia! Il bracciale del PDL gremito di gente e il tricolore issato di buon mattino da una Lega solitaria. Ecco le due facce della festa per i 150 anni dell'Unità d'Italia a Treviso e non solo. A Vittorio Veneto l'assenza del sindaco Gian Antonio D'Arè è stata sonoramente fischiata, mentre in città, oltre all'alzabandiera di Piazza Vittoria, il vice sindaco Gentilini ha partecipato solo a quella degli Alpini nella sede sezionale di via San Pelaio, peraltro bacchettando il suo stesso partito. Noi con questa manifestazione semplice portiamo avanti i nostri principi, Dio, patria e famiglia, e coloro che non ci seguono vuol dire che non sono italiani. Oggi festeggiamo l'Unità d'Italia, ma mi dispiace che questa manifestazione sia stata colorita politicamente. Noi guardiamo il tricolore, sentiamo l'inno, l'unità nazionale è una cosa reale e quindi sono argomenti che non vanno messi in discussione. Ma al di là della scelta politica con la spaccatura del centrodestra e il PDL allineato con centro e sinistre, è la scelta della gente che ha fatto la differenza. Dipinta per l'Unità d'Italia. Certo, non solo ai mondiali. Senta, per lei cosa vuol dire questo giorno? È emozionante. Mi sento e sarò sempre un cittadino italiano. Sono nipote di un garibaldino, sono sempre stato educato all'amore per la patria. Un tricolore anche per gli animali? Sì, senz'altro, è italiano anche lui come noi e siamo fieri di essere italiani. E tra la gente profondo il dissenso con la Lega. Questo non mi piace, oggi dovrebbe essere apolitica questa festa. Lasciamo stare, guardi, sono cose tristi. Lo vedo male, mancanza di cervello. Chi se ne frega della Lega? Non siamo mica tutti leghisti qua in Italia, eh?